Va ora in onda Potere al Popolo. Vi sento piuttosto scatenati, piuttosto meditativi. Allora, con Putin, con Trump, zitti e Mosca, scrive La Stampa, e poco fa Draghi che dichiara: rimarremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa. Apertura di tutti i siti internet. Guardiamo di qua, guardiamo di là. Ma ogni tanto c'è qualcuno che guarda alla nostra vita quotidiana, ai nostri problemi quotidiani, alle bollette quotidiane, alle tasse che non riusciamo a pagare? Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi all'onorevole della Lega, Laura Cavandoli. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Per fortuna che la Lega c'è, lo devo dire e lo ribadisco perché adesso siamo distolti da tutte queste problematiche internazionali, da un presidente, Sergio Mattarella, bisogna specificare nome e cognome, mi raccomando, che dice cose, qualcuno che si offende e allora noi non diciamo, però dovremmo dire, ma attenzione, la nostra vita di tutti i giorni prosegue, ci sono problematiche gravissime. Parliamo di rottamazione, di pace fiscale. Torniamo su questo argomento perché per i nostri ascoltatori è importantissimo, ma da quello che leggo anche per fortuna su qualche quotidiano è un argomento che sta a cuore a tutti gli italiani. Allora, chi lo chiede? Chi chiede la pace fiscale? Chi chiede la rottamazione? Perché ce n'è bisogno? Anche perché, Laura, dall'altra parte a sinistra c'è la patrimoniale che aspetta. Sì, ma infatti, dicevo giustamente, come hai detto tu, torniamo sulla terra, torniamo a parlare con le persone, torniamo ad ascoltarle. Quello che ci chiedono i cittadini adesso è effettivamente un'attenzione a quelli che sono i bisogni primari, alle bollette, ai conti che non tornano, ad arrivare a fine mese. Diciamo che da questo punto di vista la Lega ha un orecchio giusto, ascolta queste persone, soprattutto quelle che si trovano ad avere un accertamento, una cartella esattoriale, magari, anzi, proprio per quelli che non sono stati in grado di arrivare in fondo alla rottamazione che era già prevista, quindi avevano dei debiti con il fisco, hanno cercato di dilazionarli, di recuperare, si trovano al 31 dicembre 2024, si sono trovati senza poter procedere con il pagamento delle rate mancanti. Per questi, devo dire, nel milleproroghe al Senato si è presentato un emendamento, la Lega ha presentato un emendamento che è stato approvato e che quindi ha visto la proroga per tutte queste persone per poter tornare nella loro rottamazione, per poter quindi ripartire con la definizione dei carichi affidati alla riscossione, all'agente riscossione. Quindi c'è tempo fino al 30 aprile, adesso le milleproroghe è passato al Senato, da oggi arriva alla Camera, lo chiuderemo penso giovedì, è previsto, quindi ci saranno la procedura da parte dell'Agenzia delle Entrate per aderire a questa riapertura e entro il 30 aprile bisognerà attivarsi per rientrare nella possibilità quindi di saldare il tutto, ci tengo a dirlo, anche a chi è decaduto dalla rottamazione precedente. Questo è importantissimo perché va a salvaguardare il potere economico di queste persone, ma anche la loro capacità lavorativa. Queste persone si sono trovate nell'impossibilità di pagare o di continuare a pagare la rottamazione. E quindi in questo momento rischiano di avere quelle che sono chiaramente le azioni ingiuntive da parte del fisco, dell'agente della riscossione, e quindi sono nelle condizioni a quel momento di avere beni bloccati, conti correnti bloccati, e perciò la prospettiva per queste persone è effettivamente il default in tutti i sensi, oppure l'unica prospettiva possibile è il lavoro nero. Quindi cercare un'alternativa per andare avanti fuori da quelle che sono le regole e fuori da quello che è la loro capacità contributiva.
Con la riapertura noi vogliamo che queste persone continuino a pagare, continuino a lavorare, continuino quindi a restare una forza che fa crescere il paese dal punto di vista economico, lavorativo, ma ancora proprio dando loro la possibilità di non scomparire anche dal punto di vista tributario. E questo è effettivamente un importante passaggio e mi permetto di dire che si compone di tanti tasselli, perché c'è un recupero dell'evasione da quando c'è questo governo, da quando c'è il ministro Giorgetti al MEF, che tutti gli anni viene incrementato. Si parla di quasi 33 miliardi, 32,7 nel 2024, erano 31 nel 2023 e erano quasi 30 nel 2022. Quindi non è vero, ci teniamo a dirlo, che aiutare chi ha dichiarato e non può pagare le tasse, non riesce a pagare le tasse a arrivare a fondo dei loro pagamenti, togliendogli un po' di interessi e le sanzioni, non è vero che non va a braccetto col recupero dell'evasione. L'evasione in realtà è di chi proprio non presenta la dichiarazione dei redditi, non paga le tasse. Poi c'è tutto un altro filone, un altro tassello che va a comporre quello che è la nostra visione del fisco e che è stato oggetto delle dichiarazioni anche del federale straordinario della scorsa settimana, in cui Matteo Salvini ha ben spiegato come ci sono 380 miliardi, cioè cifre folli. Voi pensate che una legge bilancio costa circa 30 miliardi, una buona legge bilancio, non una legge bilancio stretta come quella che abbiamo fatto a fine 2024 per il 2025. Quindi c'è 380 miliardi che dal 2017 al 2023, di cui solo 50 sono riferibili al 2023, che sono stati dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi, quindi degli italiani, ma non sono stati pagati. Ecco, per questi noi vogliamo la pace fiscale, per le persone che hanno fatto tutte le dichiarazioni, che però non sono state in grado di pagare, forse perché avevano altri impegni, io dico, concreti dal punto di vista economico, quindi salvaguardare magari i dipendenti, salvaguardare magari l'impresa, e quindi hanno preferito dire, insomma vado avanti con il lavoro e le tasse le pagherò più avanti. Ecco, per questi, quindi che non sono evasori, che non sono sconosciuti il fisco, che hanno fatto tutte le procedure per dichiarare i loro redditi, vogliamo e abbiamo, devo dire, il supporto indispensabile del Ministero delle Finanze, una pace fiscale che va a spalmare i loro debiti nei confronti dell'erario in 10 anni, 120 rate, quindi tutte di uguale importo. Quindi queste persone possono continuare a lavorare, possono continuare a versare, diciamo, il pregresso, lo Stato quindi incassa, e quindi si va avanti, sì, in 10 anni, però si va a pagare il tutto. Questa è la nostra proposta di pace fiscale e ci tengo ad aggiungere anche alcuni altri dati, perché teniamo presente che ci sono lo Stato si trova con il cosiddetto magazzino fiscale, quindi crediti inesigibili, cioè soldi che lo Stato di fatto non vedrà mai, che ammontano a 1.200 miliardi. Quindi sono numeri folli e sono numeri che aumentano di circa 80-85 miliardi ogni anno. Quindi è chiaro che bisogna andare in questa direzione, che ve l'ho detto è triplice. Recuperiamo l'evasione con i controlli, con l'attenzione, con l'intelligenza artificiale, con quella che è l'attività che deve essere fatta, perché chi non lavora, chi lavora in nero fa concorrenza alle aziende che fanno fatica e che vanno avanti, che investono, che assumono, che pagano i dipendenti. Recupero dell'evasione, riapertura della rottamazione per chi è decaduto. E ultimo tassello, come l'ho chiamato prima, la pace fiscale. Quindi chi ha dichiarato e ha fatto tutto quello che doveva fare, ha detto al fisco che io ho guadagnato tanto e non è riuscito a pagare, lo rimettiamo nei termini, gli diamo 10 anni per saldare tutto il dovuto. E in questo modo si riparte, si tengono aperte il più possibile le aziende, si sostengono le famiglie, i lavoratori, le partite IVA e si va quindi a abbassare quel dato enorme degli inesigibili che chiaramente più si aspetta
nel chiedere, nel recuperare quello che anche sono i soldi dichiarati, insomma le tasse dichiarate ma non versate, più è facile che tra 5-10 anni uno dica vabbè, pazienza, non pago più, e si trova quindi o sparisce proprio dalla visione del fisco perché si trasferisce, comunque sia nulla tenente, quindi va ad aumentare quel magazzino fiscale che diventa veramente un buco nelle casse dello Stato. Quindi ci teniamo a mantenere la vicinanza, l'ascolto dei cittadini, che devo dire che da quando Matteo Salvini ha iniziato a fare questi annunci con la nostra proposta della Lega, che ci vengo a dire è condivisa nel programma del centrodestra con gli alleati, quindi è assolutamente codificata fin dal 2022. E ci stanno contattando per dirci: io sono in queste condizioni, cosa posso fare, cosa potete fare per me? Questo per dirvi quanta attenzione e quante persone in questo periodo sono sempre più attente alle loro piccole finanze, perché effettivamente c'è un'inflazione, c'è un caro bollette che alla fine si riverbera sui cittadini, e quindi tutti stiamo facendo i conti con quello che sono, insomma, il nostro portafoglio, quello che si può comprare, quello che si può migliorare, e chiaramente si va incontro a loro. Vogliamo andare avanti così, e ci stanno tutti dicendo appunto un po' quello che possono fare, quello che chiedono, quello che vorrebbero, e credo che sia importantissimo ascoltarli. Assolutamente, assolutamente quello che ci chiedono anche gli ascoltatori da mesi, e questo è il risultato di una buona politica, quella della Lega, che lavora silenziosamente, quotidianamente. Grazie all'onorevole Laura Cavandoli. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rottamazione, pace fiscale, sì, ma che fine ha fatto l'autonomia? Grazie per essere con noi, il collega giornalista Giuseppe Brienza. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie per averci portato, docente universitario lucano, fa parte del gruppo di esperti che collabora con il presidente della Camera Lorenzo Fontana per la riforma dell'autonomia differenziata, e con noi il professor Marco Paolino. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Grazie a voi. Giuseppe, a te la linea. Sì, diciamo qualche cosa sul professor Paolino, che ha lavorato diversi anni all'archivio del Ministero degli Esteri della Repubblica Federale Tedesca a Berlino, quindi uno dei paesi federali di riferimento, no? Anche per chi ha scritto, per chi sta promuovendo la riforma dell'autonomia differenziata. E poi un'altra brevissima nota biografica, perché poi vogliamo andare subito sull'argomento. Il professor Paolino insegna storia contemporanea, lo ha fatto per oltre 30 anni all'Università della Tuscia di Viterbo, e dall'anno scorso insegna storia contemporanea invece alla Università Telematica Pegaso, l'Unipegaso. È importante però, ecco, professore, dire due parole su questo gruppo di esperti nominati dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha dato due piste di ricerca, mi confermi se o meno, l'autonomia differenziata e appunto il federalismo. Quali sono le finalità di questo gruppo che ci può descrivere? Sì, è un gruppo che Lorenzo Fontana ha creato, chiamando tutta una serie di professori universitari di vari materie, proprio per avere una pluralità di competenze e di saperi. La sua grande vivacità intellettuale, anche il suo interesse, non soltanto... Scusi professore, lo interrompo, e la interrompo se può parlare un pochino più vicino al microfono, al computer, perché la voce va e viene. Grazie. Mi sente? Ora pare un po' meglio. Va benissimo, allora mi sono avvicinato al computer. Dicevo, un gruppo, diciamo, che in qualche maniera risponde un po' agli interessi di tipo intellettuale e culturale che ha Lorenzo Fontana, e che ha riflettuto su queste tematiche.
che cosa significa l'esperienza europea di federalismo e come questa esperienza può essere in qualche maniera portata in Italia. Quindi nessuna concessione all'indipendenza, alla secessione, ma soltanto adeguarsi a dei modelli che in Europa sono molto diffusi. Bene, e in sintesi, chiaramente, no, ci può spiegare le differenze fra un ordinamento di tipo federalista, che è una cosa, e quello che invece si avrebbe nel nostro paese se passasse la riforma sull'autonomia differenziata. Uso il se condizionale perché i tempi, come sappiamo, a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale sono un po' lenti. Sì, allora, gli stati federali sappiamo quali sono, gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, ma anche la Germania è uno Stato federale, anche se non ha livelli di federalismo degli Stati Uniti d'America. Lì c'è un grandissimo spazio per le autonomie, per i territori, per le identità anche culturali presenti all'interno di questi stati. L'autonomia differenziata è una sorta di federalismo molto più light, molto più leggero. Quindi qualcuno si è spaventato, chissà, si mina l'unità d'Italia. In realtà non è così. È soltanto un tentativo da parte di forze politiche, ma direi anche del mondo della cultura, del mondo diciamo degli intellettuali italiani, di adeguare l'Italia ai modelli che sono vincenti a livello europeo, perché questa è stata la grande scommessa del federalismo in Europa e credo che anche l'autonomia differenziata. Quindi, a differenza della Germania, dove i vari enti, per esempio, hanno una competenza esclusiva su tutta una serie di materie, l'autonomia differenziata cosa farà? Delegherà alle regioni, assegnerà alle regioni delle ulteriori competenze, ma non viene messo in discussione assolutamente il ruolo dello Stato centrale. Voi pensate, per esempio, faccio un esempio che riguarda la mia persona, i professori universitari in Germania sono dipendenti dei Länder, a differenza dell'Italia dove noi siamo tutti dipendenti del Ministero dell'Università. Quindi, con l'autonomia differenziata, non è che le università diventeranno di competenza delle regioni, resteranno sempre in capo al Ministero dell'Università, soltanto che ci saranno delle forme maggiori di coinvolgimento delle regioni anche nella gestione delle strutture universitarie, che non potrà fare soltanto che bene all'università e non sarà assolutamente un elemento di pericolo. Ecco, noi sappiamo che la Corte Costituzionale ha da poco, diciamo, bocciato la possibilità di fare una campagna elettorale interminabile, divisiva, che è stata promossa dal Comitato Nazionale contro l'autonomia differenziata. E particolarmente al di là delle sue valutazioni che condividiamo sul fatto che non si tratta di una indipendenza, di una secessione, ma sono state sottoposte molte critiche sul fatto che comunque è una legge, questa della riforma, sarebbe una legge questa della riforma differenziata, una legge ingiusta. Ci sono comunque dei risvolti negativi che bisogna comunque tenere presente nella riforma, Calderoli? Allora, io ho vissuto molto in Germania e ho insegnato nelle università in Spagna. Le devo dire che i due modelli della Spagna e della Germania fanno sì che il federalismo, addirittura in questo caso l'autonomia differenziata, che come ho detto è più leggera, sia vista come qualcosa di positivo e non negativo. Allora, la Germania è riuscita, grazie alla struttura federale, a assorbire tutto il processo di riunificazione dopo la caduta del muro nel 1989. L'Italia non è riuscita, con uno Stato centrale anche molto forte e pervasivo, a risolvere il problema della questione meridionale e sono passati esattamente 180 anni dall'unificazione nazionale. Quindi il federalismo è importante. Noi abbiamo fatto con alcuni colleghi una simulazione prendendo in considerazione due regioni, una in Italia e una in Spagna.
In Spagna siamo andati a prendere la regione che ha i indicatori più, come vorremmo dire, più poveri della Spagna, che è l'Andalusia. Se lei prende l'Andalusia e la mettiamo a confronto, per esempio, con la Campania, noi vediamo che nello stesso lasso di tempo, grosso modo dal 1995 al 2020, gli indicatori dell'Andalusia hanno fatto un passo in avanti enorme. Io vorrei citare solo due dati. Per esempio, il PIL pro capite in Andalusia nel giro di 35 anni è aumentato del 132%, in Campania il PIL pro capite è aumentato del 65%. Cioè nello stesso numero di anni l'Andalusia e la Campania sono cresciute, l'Andalusia è cresciuta il doppio della Campania. Ecco, questa è la differenza perché? Perché in Spagna c'è uno Stato federale che assegna alle varie autonomie locali, alle varie comunità regionali, poteri nel campo della programmazione economica e dello sviluppo economico. Ma se voi prendete, per esempio, il problema che in Italia è molto sentito, che è quello della disoccupazione, l'Andalusia praticamente ha avuto una diminuzione della disoccupazione che ha sfiorato quasi il 35%. In Campania la disoccupazione non è arrivata, la diminuzione della disoccupazione non ha raggiunto nemmeno l'1%. Qui si vedono i fallimenti dello Stato centrale d'Italia, cioè non è riuscito a migliorare le condizioni economiche e la qualità di vita delle persone. Perché? Perché lo Stato centrale non riesce a governare altrettanto bene come potrebbero fare le regioni o addirittura, come possiamo dire, diciamo le comunità locali. Quindi in poche parole mi conferma, professore, che chi si batte contro l'autonomia differenziata ha come unico pensiero la redistribuzione delle risorse, mentre l'esperienza storica, e lei ce lo dice da docente di storia contemporanea, testimonia che più che redistribuirle, o meglio, prima che ridistribuirle, è conveniente per tutti adottare dei sistemi politico-istituzionali che permettano di crescere nella creazione di ricchezza, perché chiaramente in questo modo ci sono benefici automatici per tutti, insomma. Dico bene, no? Quello che accade, dottore, per esempio in Germania, dove lo Stato centrale interviene soltanto a riequilibrare eventualmente se una regione o se un land si trova in difficoltà in un settore specifico, in una materia specifica. Cioè ci sono le competenze che sono dello Stato centrale e poi c'è un controllo, è logico, da parte dello Stato centrale su quello che fanno i vari enti, i governi regionali, e interviene nel caso in cui ci sia bisogno, ma non sostituisce assolutamente il governo regionale. Chiaro. Però un'ultima domanda le farei, perché chiaramente il 20 gennaio 2025 molti dei sostenitori, insomma, di persone che simpatizzano con la Lega, con la riforma Calderoli, hanno fatto un respiro di sollievo per la sentenza sulla inammissibilità del referendum contro la legge Calderoli. C'è però chi dice che le prospettive non sono sicuramente di immediata finalizzazione, o meglio, la riforma è salva o no, secondo lei? Allora, qui ci sono due ordini di problemi. Innanzitutto credo che all'interno della coalizione di governo ci sono sensibilità diverse e ci sono anche probabilmente idee diverse della costruzione dello Stato. Quindi bisognerà vedere un attimo all'interno della coalizione se tutta la coalizione sarà convinta sul problema dell'autonomia differenziata. Credo che ci sia una sensibilità diffusa, diciamo, come potremmo dire, un incremento del ruolo delle autonomie in Italia, questo sì, e credo che anche all'interno del centro-sinistra ci siano delle sensibilità per in questa direzione. Però bisogna vedere se queste sensibilità poi verranno fuori compiutamente o se invece si nasconderanno, come è accaduto purtroppo nella storia dell'Italia
pubblicato nel 1945. E poi pochi sanno che all'interno dell'Assemblea Costituente, nel dibattito che ci fu, all'interno degli stessi partiti della sinistra, c'era tutta una serie di sensibilità favorevoli ad uno Stato federale d'Italia, che vennero messe a tacere all'interno, per esempio, dello stesso Partito Comunista. Questo si sa, basta scorrere gli atti dell'Assemblea Costituente. Quindi queste sensibilità esistono. Io credo che è l'occasione perché vengano fuori. L'altra cosa che vorrei dire è che tutta l'Europa sta andando verso una costruzione di uno Stato federale. Voi prendete in Europa, ci sono ormai moltissimi paesi che hanno una struttura da Stato federale, non soltanto la Germania, ma pensiamo al Belgio, pensiamo alla Svizzera, pensiamo alla stessa Gran Bretagna, pensiamo alla Spagna. Quindi si va in questa direzione e la stessa Unione Europea, se voi vedete, leggete con attenzione come si sta muovendo, l'idea è quella di creare uno Stato federale, perché è vero che c'è una burocrazia molto forte a Bruxelles che vuole imporre la sua volontà sugli Stati nazionali, ma ci sono le sensibilità degli Stati nazionali che vogliono invece continuare a essere presenti all'interno dell'Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, se vuole ampliare anche la sua compagine, dovrà per forza di cose orientarsi verso un modello di Stato federale. Ecco che il federalismo, se non riusciremo in Italia a realizzarlo in 1 anno, 2 anni, ma la prospettiva di fondo, secondo me, è quella di andare ad ampliare sempre di più l'autonomia, le autonomie e le comunità locali. Ecco, poi ad esempio è notizia di qualche ora fa che le agenzie di rating, alcune agenzie di rating sottopongono appunto ai media, no, l'input che la legge Calderoli porrebbe sotto stress le finanze pubbliche locali, no? Premesso che sappiamo che le agenzie di rating sono associazioni private che appunto certificano dal loro punto di vista, quindi la affidabilità dei conti pubblici, è pure vero che il professor Paolino, guardando lo stesso elemento, cioè la prospettiva economica di un ordinamento autonomistico nel più ampio periodo, sotto un'altra ottica, vediamo che i risultati sono diversi. Ha fatto alcuni dati sull'Andalusia e sono strepitosi, ce ne sarebbero anche altri. Quindi anche da questo punto di vista attenzione alle fonti delle nostre informazioni, perché chiaramente dall'ottica in cui si vedono le cose poi ci stanno anche gli input e poi i dati che ha dato il professor Paolino sono dati ufficiali, mentre le previsioni delle agenzie di rating nessuno se le ricorda più, no? Rispetto magari agli stati, ai governi. Quindi vuole fare una conclusione, diciamo. Sì, L'ultima battuta, perché siamo in chiusura, l'ultima battuta, grazie. L'ultima battuta. Allora, l'autonomia differenziata farà appello al senso di responsabilità delle comunità locali. Quindi capisco che la preoccupazione è per le finanze, però qui si gioca tutto sulla responsabilità. I bilanci devono essere in ordine, ma è compito delle comunità locali vigilare perché questo accada e che non si vada verso una politica di debiti, come accade in Germania, come accade in Spagna, come accade in Belgio, come accade negli Stati Uniti d'America. Certo, quindi fidiamoci, sperimentiamo, perché con quasi 2 secoli di unità, diciamo, i problemi e i disequilibri sono rimasti. Grazie Sammy, ti restituiamo la linea. E io ringrazio Giuseppe Brienza e il professore Marco Paolino. Ci scusiamo anche per la qualità della comunicazione, purtroppo non sempre questo Skype funziona come dovrebbe. Magari, professore, ci ritroviamo tra qualche settimana a fare il punto, un aggiornamento su quello che accadrà sul fronte autonomia. Grazie a voi, grazie. Buona giornata e alla prossima. Buona giornata. Arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà.
Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACE-UC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite Ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ragazzi, se ci fanno ballare questi Touch My Heart, gli Adica Pongo, Adica con la K, Pongo, la band che ha sfornato da tanti anni, ha successi di tutti i tipi, tutta roba dance, la bella disco music. E pensate, è stata fondata questa band nel 1993 dal cantante Niccolò Fabi. All'inizio solo cover, poi anche inediti, impregnati però solo e soltanto di quella disco fever anni 70-80 che a noi tanto piace. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Per commentare i fatti del giorno e le notizie locali, ogni giorno ci si collega con un ospite diverso. Oggi dalla Valle d'Aosta il consigliere regionale della Lega Simone Perron. Buongiorno. Ciao Semi, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Intanto le ultimissime notizie, c'è Draghi che sta parlando al Parlamento europeo, ha detto rimarremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa, ma ha detto anche quest'altra frase: abbassare i prezzi dell'energia è imperativo, possiamo farlo perché dipende da noi. E chiaramente sarebbe una sveglia inedita per questa Europa. Intanto però partiamo proprio dal fronte internazionale. Zitto e Mosca, si scrive quest'oggi sul quotidiano La Stampa, parlando di Matteo Salvini e della Lega, che non si è fatta sentire abbastanza dopo l'attacco russo all'Italia. A proposito, c'è stato un nuovo attacco hacker dei gruppi filorussi, e i quotidiani di quest'oggi, insomma, sembrano chiederci: ma allora con chi state voi ascoltatori? Anche state con la Russia? State con Trump, bisogna dirlo così, Trump, o state con l'Europa? Ma se state con l'Europa, questi soldati a Kiev li mandiamo oppure no? Troppe domande. Chiediamo a Simone Perron un parere su questo fronte. Che cosa sta succedendo, Simone? Ma guarda, io comincerei col dire che noi della Lega dobbiamo stare sicuramente dalla parte della verità, per prima cosa. In questo caso, sulla verità storica della questione Russia uguale Terzo Reich, onestamente è un paragone che fa acqua da tutte le parti, e questo non è che dobbiamo nasconderci, dobbiamo dire la verità, appunto. Cioè, la Russia, l'Unione Sovietica, che non ha nessuna delle nostre simpatie politiche e ideologiche, ha però avuto 27 milioni di morti nella seconda guerra mondiale combattendo contro il nazismo. Insomma, questo non si può oggi dimenticare e far tutto un calderone perché uno Stato ha invaso un altro. Allora dobbiamo dirci le cose come stanno. Il paragone che il presidente Mattarella è assolutamente improprio dal punto di vista storiografico. Non c'è nessuna affinità tra il regime nazista e quella che è la Russia attuale, che al massimo è un'autocrazia. Il contesto storico è completamente diverso, quindi ha detto una cosa che onestamente a mio avviso non sta né in cielo né in terra. Stiamo andando verso un mondo multipolare, gli americani lo sanno benissimo. È ora che l'Europa si svegli e trovi la sua posizione. È inutile chiedere sempre un ombrello americano e poi dire siamo europei e poi dopo non esserlo fino in fondo. Quindi è un momento storico importante, il mondo è cambiato, dobbiamo prenderne atto, altrimenti facciamo la fine veramente di quelli che pensano solo a stupidaggini e non alle cose vere. Adesso sulla questione Draghi che hai riportato, come dire, noi con la Lega riguardo a Draghi abbiamo già dato e abbiamo già pagato anche il prezzo di certe scelte che abbiamo fatto per responsabilità nel passato. Riguardo alla questione energetica e strategica europea è fondamentale, invece di pensare alle quote rosa, alle follie green e a tutti i comitati LGBTQ del mondo, è a questo che dobbiamo pensare, quindi ben venga la sveglia. Ben venga la sveglia. Ma a proposito di sveglia,
Che succede in Valle d'Aosta? Quali notizie territoriali ci porti? Cosa sta facendo la Lega in regione Valle d'Aosta? Io per il momento ho visto dei terribili alberi ad Aosta, sono nati degli alberi in vaso per togliere gli ultimissimi parcheggi che erano disponibili in città, ma questi sono i sogni del sindaco che sta ancora cercando di far vedere che c'è un sindaco e che fa cose. Cosa faccia poi non so quanto possa piacere agli abitanti della città di Aosta. Cos'altro si muove su questo fronte? Ho letto anche che è stata approvata una vostra mozione per una conferenza sulla famiglia e che arriva anche un importante parlamentare della Lega, Rossano Sasso, in città. Da dove vuoi partire, Simone? Allora partiamo dall'ultimo pezzo, così ci colleghiamo anche a un po' al discorso di prima. Avremo questa serata con Rossano Sasso, che ovviamente si occupa di cultura, di scuola, e ha fatto una battaglia, per fortuna ha messo una bandierina della Lega importante contro quella che viene definita l'ideologia gender, diciamo, che a nostro avviso non va assolutamente utilizzata come arma politica e arma per creare ulteriore caos nei nostri giovani. Quindi fuori questa ideologia che poi qualcuno dice non esiste, non c'è, in realtà ci sono i gender studies, gli studi di genere, quindi noi parliamo di questa ideologia di genere e siamo legittimati a farlo. Quindi avremo questa bella serata con lui, credo che sarà una serata molto partecipata perché è un tema che a noi sta molto a cuore. Molte famiglie, e noi ci mettiamo la faccia, ma molte mamme e papà preoccupati di avere dei ragazzini che devono parlare di sessualità quando devono pensare a tutt'altro. E questo accade anche a noi regionalmente, in tutte le regioni d'Italia. Bene che si prenda una posizione, sarà una serata molto interessante. Riguardo al tema della famiglia, chiaramente è un altro dei nostri valori fondamentali. Poi non significa che tutti noi abbiamo una famiglia perfetta o abbiamo 10 figli a testa per andare contro il calo demografico, ma significa che abbiamo dei valori a cui tendiamo, perché a volte ci viene detto sì, ma voi allora poi cosa fate nella vostra vita privata? Non è questo il tema, noi abbiamo dei valori e si va verso degli ideali che vogliamo continuare a portare. In questo caso è stata approvata una mozione perché sono anni che non si fa una conferenza sulla famiglia in valle. Nel 2025 si farà sotto impulso nostro, appunto perché abbiamo anche il calo demografico che qui si fa sentire particolarmente. Abbiamo fatto in passato, ad esempio, proposto una misura Netro Valdoten, cioè nascere valdostani, con incentivi molto forti che ci hanno bocciato perché questo governo le novità non le vuole, la novità eravamo noi e siamo l'opposizione. Comunque noi non molliamo nel nostro ruolo di pungolo e di proposta. E questo chiaramente è importantissimo perché portiamo avanti un'idea che è quella di migliaia e migliaia di persone che credono in un progetto politico e che non muore anche se chiaramente deve soggiacere a quello che è il momento storico, e quindi a volte il semaforo non è verde ma è giallo e bisogna rallentare un attimino ancora. Arrivano WhatsApp al 340 6709 659 che ti fanno i complimenti per quello che stai portando avanti, ma a proposito di ritorno di Trump che ha cambiato un po' tutto il mondo e ha cambiato anche determinate visioni anche dei social, eccetera, che si sono aperti a quello che è una certa normalità anche di vita che prima era completamente scombussolata, e ci sono aspetti ancora poco conosciuti di questi cambiamenti che Trump sta portando, e so che ce n'è qualcuno che in modo particolare ti interessa e interessa anche i nostri ascoltatori. Che cosa si vede nelle pieghe, nei risvolti della politica di Donald Trump? Ecco, guarda, questo è un tema sui giornali italiani, devo dire, guardo un po' tutte le rassegne stampa, se ne parla molto poco, quindi mi fa piacere che siate voi, diciamo, a portarlo fuori. Ad esempio,
è appena stata creata una nuova task force guidata da una deputata che si chiama Anna Paolina Luna, deputata ovviamente repubblicana, e che si prenderà il compito di declassificare, quindi portare all'attenzione del pubblico documenti che erano stati messi sotto il tappeto riguardante l'assassinio Kennedy, riguardante l'assassinio anche del senatore Kennedy, Martin Luther King, la lista dei clienti del pedofilo Epstein, argomento molto molto delicato, su cui i complottisti, tra virgolette, che spesso hanno ragione, diciamocelo pure che spesso hanno anche ragione, i complottisti hanno messo varie volte l'accento. Ecco, questo potrebbe essere una spina nel fianco enorme. Sappiamo già anche degli scandali invece col musicista Daddy che sono venuti fuori, quindi è un argomento spinosissimo che potrebbe vedere coinvolte persone di altissimo livello, soprattutto probabilmente dell'establishment dalla parte dei democratici. Quindi notizie molto interessanti. In ultimo, so che interessa anche i tuoi ascoltatori, ve ne siete interessati tanto, è un tema che interessa molto anche a me. Ci saranno declassificazioni di ulteriore documentazione riguardo agli UFO e agli USO, che sono praticamente gli UFO visti sott'acqua. Ce n'è tantissimi, c'è tantissima documentazione e quindi speriamo che venga portata ulteriormente fuori. Io ti dico, Sammy, che a mio avviso entro pochi anni il governo americano farà degli annunci molto impattanti sulla presenza di entità sul nostro pianeta. Vedrai, te la butto qua, la butto ai tuoi ascoltatori, si faranno la loro idea, ma da quello che sta venendo fuori ci sono cose incredibili che sembra fantascienza, ma è nei documenti ufficiali. Sono già fuori, fa fatica ad arrivare, in Italia ne parlano in pochissimi e insomma sono contento che la tua radio ne parli e di poterlo dire qua in massima libertà. Assolutamente sì, stanno già arrivando messaggini molto molto attenti e curiosi. Chiaramente possiamo soltanto dirvi: rimanete su questo canale, il canale 252 del televisore, la banda DAB dell'autoradio e tutte le piattaforme che ospita Radio Libertà. Grazie davvero dalla Valle d'Aosta, il consigliere regionale della Lega, Simone Perron. Buon lavoro, Simone. Ciao, grazie a voi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Poi non ho fatto in tempo a parlare, già mi vuoi chiudere la trasmissione. C'ha fretta di andarsene il nostro regista. Ma dove vai? Resta con noi, non ci lasciar. Te la canto tutta, te la canto tutta. Non ho fatto in tempo a finire il collegamento con Perron, che guarda, è uscita la notizia. Lega gazebo su pace fiscale. 8 e 9 marzo in tutta Italia. Il segretario della Lega Matteo Salvini, in contatto con i responsabili economici della Lega, ha fissato una riunione operativa che avrà all'ordine del giorno proprio, ne abbiamo parlato alle 11, la pace fiscale. 8 e 9 marzo la Lega in piazza, mobilitando i gazebo per promuovere la rottamazione delle cartelle per i contribuenti in buona fede e contestare l'euro patrimoniale voluta dalla sinistra. Roba buona che sapete in anteprima perché ascoltate questa radio. Appuntamenti da non scordare targati Lega, e non soltanto, in questo caso con uno dei conduttori storici della nostra emittente, Andrea Rognoni. Giovedì 20 febbraio, questo giovedì 20 febbraio, ore 10, Biblioteca Comunale di Bresso, a 2 passi da Milano, col direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde, professor Andrea Rognoni, che tratterà lo sviluppo della nostra civiltà, la storia del territorio lombardo, con Andrea Rognoni. Se siete in zona, ore 10, Biblioteca Comunale di via Centurelli 48 a Bresso, giovedì 20 febbraio. Gli appuntamenti da non scordare li trovate anche sul sito legaonline.it, ma molto spesso quelli che vi dico io non si trovano lì, perché siete voi stessi che me li spedite al 340 6709 659. Diciamo che io arrivo prima. Sabato 15 marzo alle 20 siamo a Poirino, Lega Fest, con Riccardo Molinari, segretario regionale
regionale della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, Elena Maccanti, segretario provinciale di Torino e deputato, Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Fabrizio Ricca, consigliere regionale e capogruppo della Lega, Andrea Cerutti, consigliere regionale e presidente Commissione Autonomia, ospite Silvia Sardone. Sabato 15 marzo, ore 20, Lega Fest a Poirino, Torino, presso il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega vi aspettano anche venerdì 21 febbraio alle 18. Qui si parla di nucleare. Nucleare? Punto di domanda? Sì, grazie. Se ne parla a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, presso la sala Giorno del Ricordo, questo venerdì 21 febbraio alle 18. Tra gli ospiti il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, Edoardo Ventafridda, divulgatore e fondatore di Giovani Blu, Riccardo Pase, consigliere regionale della Lega e responsabile ambiente della Lega, moderato da Andrea Pellegrini, responsabile tavolo ambiente della Lega Giovani Lombardia. Nucleare? Sì, grazie. Questo venerdì 21 febbraio, ore 18, Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Tra gli appuntamenti da non scordare, mercoledì 5 marzo, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega, convegno annuale 2025 dal Dipartimento Economia, mercoledì 5 marzo presso l'Aula Nuova dei gruppi parlamentari a Roma in via Campo Marzio, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Interventi tra i rappresentanti, i big, devo dire, della Lega, da Matteo Salvini a Riccardo Molinari, Alberto Bagnai, Alberto Gusmeroli, Massimo Garavaglia, Andrea Bignani, Raffaele Rinaldi, ma ragazzi, e questo io penso che sarà trasmesso sicuramente in diretta su queste frequenze, ore 13:30, mercoledì 5 marzo, interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Questo 5 marzo sicuramente un evento da non perdere se siete in quel di Roma. Chiaramente, se siete bergamaschi o se vivete in zona, prosegue la festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo anche questo venerdì, sabato e domenica con ospitoni, e quello che posso dire soltanto è preparatevi una serata libera. Venerdì, sabato, domenica riapre la festa della Lega a Palazzago, via Annunciata 30 in provincia di Bergamo, chiaramente tenso struttura al caldo con cibo buono ogni sera. Me ne vado? Sì, me ne vado. Grazie a Francesco in regia, grazie a tutti voi, ma io ritorno, è una minaccia, domattina ore 7:30.